L'Acqua San Bernardo Snow Volley Tour sbarca per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Sabato 9 e domenica 10 marzo la Baita Goles sul Monte Zoncolan ospiterà una tappa del circuito italiano nato nel 2015. Artefice dell'iniziativa il gruppo sportivo Pallavolo Lucinico in collaborazione con la Smile Events di Gorizia e con Snow Volley Italia. Il tutto è stato possibile grazie all'ospitalità del gestore della Baita Goles, Teodoro Caldarullo, oltre che dal supporto della Promoturismo del Friuli Venezia Giulia. Lo snow volley è una disciplina emozionante e coinvolgente, capace di abbinare la spettacolarità del beach volley e gli scenari mozzafiato della montagna, tanto che sarà proposto come sport dimostrativo alle prossime Olimpiadi. La testimonial dell'evento sarà Maida Cicic, allenatore delle giovanili della Libertas Martignacco. Matteo, si deve a te lo snow volley in Italia o comunque da queste parti, è la prima volta che ne parliamo e ci fa piacere che tu possa presentarci questa iniziativa. Sì, grazie, ciao, buongiorno a tutti. Siamo veramente contenti di fare una prima tappa qua in Friuli ed è, come dicevate, l'abbiamo portato in Italia nel 2015 con una tappa prima a Prato Nevoso che fin da subito ha portato numeri molto alti in termini di partecipanti. La nostra idea è stato subito uno sport nuovo, innovativo, sarebbe bello portarlo a tutti per avere un weekend di festa e di gioco sulla neve che possa portare gli amanti della pallavolo e non solo a incontrarsi e scoprire magari un territorio nuovo. Questa tappa alla Baita Goles sul Monte Zoncolan ha tutte le prospettive per diventare una tappa veramente interessante. È una località molto molto bella e ci aspettiamo già dei grandi numeri. La collaborazione con Smile Events è finora ha portato molte belle novità e non vediamo l'ora di essere lì e di portare questa nuova tappa all'interno del tour. Sarà la terzultima tappa, quindi l'Acqua San Bernardo Snow Volley Tour sarà verso la fine, si delineerà meglio la classifica e non vediamo l'ora, siamo pronti. Ci puoi dare dei numeri attesi per la tappa dello Zoncolan e in generale quante persone muove il movimento dello snow volley in Italia? Ma allora, ad oggi ci aspettiamo circa 50 squadre, abbiamo già prospettato un minimo di 3 campi, poi in base anche a quello valuteremo. Quello su cui puntiamo sempre anche tanti eventi collaterali, quindi permettere anche un alto coinvolgimento di pubblico. Abbiamo visto in quest'ultima tappa dove abbiamo avuto appunto circa 50 squadre, ma un pubblico molto alto perché di passaggio nella zona ci sono state circa 3-4 mila persone. Contiamo appunto il movimento è molto in crescita perché porto un po' i numeri di Prato Nevoso e la prima tappa che abbiamo portato fin dal primo anno nel 2015 ha portato un altissimo numero di partecipanti con 70 squadre e oltre 170 partecipanti. Già nelle ultime edizioni la sola tappa di Prato Nevoso ha portato oltre 400 iscritti e quasi 200 squadre, quindi per un grosso festival sulla neve. Anche la tappa dello Zoncolan ci aspettiamo comunque numeri in crescita, ovviamente la prima edizione, però quello che ci teniamo comunque sempre a creare un po' una bomboniera attorno a quello che sono i campi centrali per permettere a tutti di godere dello spettacolo, perché è veramente uno spettacolo sia dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista del contorno, che è fantastico, ci si trova in mezzo alla neve, in mezzo al bianco, tra le montagne, veramente molto bello. Una domanda, io guardo dietro di te, stanno scorrendo tutti gli sponsor e ce ne sono anche certamente di importanti e di grossa rilevanza. Il fatto che possa diventare anche sport olimpico, quanto può aiutare nello sviluppo di questa attività? Ma sicuramente dà un'ufficialità, soprattutto anche il riconoscimento della federazione avvenuto a dicembre, dà un'ufficialità a tutto il movimento e dà anche un'identità, perché fino a prima non sapevamo ancora in Italia perlomeno che sport fosse, invece adesso siamo uno sport e quindi ci permette di lavorare anche meglio con una progettualità diversa e di pensare in grande per far crescere questo sport in Italia, che comunque è già protagonista, perché come dicevamo prima nella tappa in Russia ad esempio la delegazione italiana è stata la seconda in numero di partecipanti con ben 5 squadre dopo la Russia, con anche degli ottimi piazzamenti. L'Italia è l'unica nazione che ha un tour nazionale al mondo, di quest'anno ben 8 tappe rispetto alle 5 dello scorso anno, e organizziamo anche il torneo più grande al momento, quindi sicuramente ci permette di pensare e sognare in grande anche per avere un ruolo sempre più da protagonista nello sviluppo.
Una domanda personale, tu vieni dal mondo del tennis, hai detto, ma da tennis a snowvolley il passo perché l'hai fatto e cosa ti ha spinto? Sì, ma in realtà io sono un amante di tutti gli sport, ho fatto moltissimo nuoto, triathlon, tennis, quello ho fatto per più anni e amante anche della tecnologia e dell'innovazione, quindi quando è partito lo snowboard io lavoravo per Amazon e un po' nata questa idea nel Protenevosi, era un po' la mia casa fin da piccolo dove andavo a sciare con la famiglia. È nata un po' questa idea perché ha portato proprio le mie due passioni, quindi lo sport e l'innovazione, a unirsi. Ho detto ma perché no, perché non portare questo nuovo sport sulla neve, quindi all'inizio era molto innovativo, perché ancora adesso, perché nessuno sapeva come si facessero i campi piuttosto che il regolamento, quindi è stato un po' unire le due passioni in questo nuovo progetto un po' matto ma che sta dando risultati ed è molto, molto divertente. Ancora un paio di quesiti, una curiosità, beach volley e snow volley sono legati tra di loro, vanno sullo stesso target di persone oppure no? Sì, allora diciamo che siamo un pochino cugini, noi siamo nati dal beach volley, perché io gioco ormai da beach volley da 6-7 anni ed è stata proprio l'idea perché non portare lo spirito della spiaggia e dei tornei di beach volley sulla neve, quindi anche proprio le feste, gli eventi collaterali che organizziamo spesso sono a tema estivo perché sono a fine della stagione, quindi riportano un po' lo spirito della spiaggia. Anche la categoria fino allo scorso anno, sia a livello italiano che a livello internazionale, era il 2 contro 2, quindi le regole erano praticamente uguali al beach volley. Da quest'anno la categoria ufficiale dell'FVB e della CEV è il 3 contro 3 e questo permette sia un avvicinarsi del mondo anche della pallavolo indoor, ma anche una maggiore spettacolarità e una diversità, creazione un po' più di una squadra con anche delle tattiche, un allenatore magari, quindi sicuramente ha delle prospettive ottime e il 3x3 può essere un po' una via di mezzo tra il beach volley e la pallavolo indoor. E ultima domanda è, ricordiamo la logistica, quindi la tappa, cosa bisogna fare per arrivare, dove sistemarsi, come iscriversi anche? Sì, allora, la tappa sarà presso la Baita Goles sul Monte Zoncolan. Per iscriversi e per come arrivarci, trovate tutte le informazioni sul sito www.snowvolley.it o anche sulla nostra pagina Facebook Snowvolley Italia. Se ci seguite sui social, sia su Instagram che su Facebook, troverete anche le varie news, le varie foto e tutte le informazioni che desiderate. Potete anche scriverci sia tramite messaggio o tramite email che troverete sul sito. Ascanio Cosma, dal Lucinico allo Zoncolan il passo è breve. A questo punto ti sei dedicato anche allo snow volley. Intanto spiegaci perché e con quali ambizioni e obiettivi organizzate questa tappa sul Monte Zoncolan. Bella domanda. Un amico direbbe che mi conosce, direbbe che sono matto, e forse ci prenderebbe, insomma. Matto sono, la pallavolo l'ho sempre amata, ma ho sempre amato lo sport in generale e questa è una cosa che unisce uno dei miei sport preferiti alla montagna, alla promozione turistica, al divertimento, quindi il mix è quello che mi ha convinto a fare questo passo. L'impegno della regione o comunque le istituzioni quanto è fondamentale e chi bisogna anche ringraziare in un certo senso per dare la possibilità di fare questo tipo di iniziativa. Tutta la regione, innanzitutto con la Promoturismo. Il Promoturismo ci darà il gatto che ci batterà il campo, ci chiuderà con le reti un pezzo della pista e ci darà degli sconti con lo ski pass. Poi il turismo FVG e anche la parte sportiva, perché hanno capito che questo è un mix che può portare la montagna a livelli della cronaca nazionale e internazionale. Tu sei presidente di una società di volley e quindi è chiaro che il target principale di atleti e di appassionati riguarda proprio il volley, ma in realtà può essere aperto e ampliato anche a chi non segue il volley quotidianamente. Ah sì, sicuro, sì. Noi cerchiamo di pescare nel mondo del volley perché c'è anche più semplice, perché a livello femminile abbiamo veramente poi tantissimi praticanti soprattutto, però verranno a giocare tanti cestisti che tu conosci, ma c'erano anche dei calciatori, saranno anche coloro che giocano vari sport anche a livello amatoriale, ma che vogliono insomma divertirsi e passare in allegria un weekend. Hai ricordato nel corso della presentazione che un tempo si giocava a volley anche a pallavolo con un pallone decisamente, una palla molto più pesante di quella di adesso, per cui abituarsi alla neve non dovrebbe essere complicato, o no?
Ma no, e poi sai, gli sport ormai estremi fanno man bassa di iscrizioni, no? Vediamo quelli che fanno le ultramaratone, le Spartan Race, i trail, quindi penso che questo sia veramente uno dei sport meno estremi di quelli che ci sono adesso, e che unisce, che può unire tutta la famiglia, gli amici, e quindi che sia veramente una cosa aperta a 360 gradi a tutti. Diego Falzari, Snow Volley, una nuova iniziativa, ce la racconti, soprattutto come ti è venuto in mente di dedicarti allo Snow Volley e quali sono le ambizioni di questo progetto? L'idea è partita da Teo Caldarulo, il gestore della Baita Goles, che è amico nostro. Ci ha chiesto se avevamo appunto notizie di questa disciplina in ascesa, siamo messi in contatto con Matteo Carlon, che è colui che ha portato il circuito dello snow volley in Italia. Da cosa nasce cosa, ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a parlarne lo scorso anno e abbiamo imbastito questa prima tappa in Friuli Venezia Giulia nel 2019. Obiettivo, abbiamo già l'accordo che verrà ripetuto già nel 2020, l'obiettivo è comunque che questo sport cresca. Quest'anno a dicembre è stato riconosciuto ufficialmente anche dalla FIPAV oltre che dalla CEV, sì, l'obiettivo è che diventi una disciplina olimpica nel 2026. Il Friuli Venezia Giulia che tipo di territorio è, o meglio, che feedback ti può dare il territorio del Friuli Venezia Giulia su questo tipo di iniziative? La regione spinge molto sul brand del Monte Zoncolan, del turismo, quindi ci siamo fatti prendere anche noi da questa voglia di pubblicizzare i brand importanti che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Il Monte Zoncolan sicuramente è molto conosciuto, oltre che per lo sci, dagli amanti del ciclismo. Adesso vediamo di farlo conoscere anche dagli amanti del volley e dello snow tennis, perché a fianco del circuito dello snow volley faremo anche 2 tornei di snow tennis. E ultima domanda, Diego, snow volley è chiaramente una disciplina tra virgolette nuova, è aperta però a tutti, cioè in primis agli appassionati di volley, agli atleti del volley, ma anche a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di iniziative. Assolutamente sì, fatto bene a ricordarlo, è una disciplina che è aperta a chiunque, quindi noi aspettiamo sia sabato che domenica anche gli appassionati e chi vuole cimentarsi e provare come si usa a fare in spiaggia col beach volley, così uguale qua con lo snow volley. Ci sarà infatti la categoria 2 contro 2 che è un po' più per chi sa già muoversi sul campo, però il 3 contro 3 misto è fatto proprio per noi amatori, per divertirsi.